Ciao, sono Barbara, ho 40 anni e sono tecnico della comunicazione. Attualmente sto facendo questo tirocinio nella comunicazione. L'ufficio del lavoro in questo caso è stato utilissimo per me perché è riuscito a razionalizzare quello che è stato il mio percorso formativo e professionale, cercando di trovare quelle che erano le cose comuni nelle varie esperienze abbastanza diverse e riuscire a vedere quali erano i miei punti di forza da un certo punto di vista e quello in cui mi trovavo meglio. Fondamentalmente il rapporto con gli altri, la comunicazione, e questo è quello che sto facendo qua. Infatti adesso ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda, che oltretutto è un'azienda particolarmente interessante, è un birrificio di birra artigianale prodotta interamente in Sardegna e io mi occupo dell'organizzazione di eventi, della promozione del prodotto. È un tipo di lavoro molto vario perché va dal partecipare a delle manifestazioni al curare il sito web, al tenere rapporti con i clienti, a parlare della birra e anche a conoscerla, a conoscere tutti quanti i vari processi per poi poterli spiegare, per poterla promuovere realmente. Un amico mi ha fatto sapere che erano possibili avere queste borse da parte della regione. Mi sono informata, ho mandato il curriculum e dopo un mese e mezzo mi avevano detto che avevano trovato l'azienda. Ho fatto prima la chiacchierata con l'ufficio del lavoro nella quale hanno visto le varie esperienze, hanno visto che fondamentalmente nelle varie mie esperienze la nota unica era quella della comunicazione. Anche per esempio l'ultimo lavoro che ho fatto come segretaria in uno studio di un commercialista, la parte ovviamente che mi riusciva meglio era il rapporto con i clienti, quindi anche nella segreteria c'è soprattutto la comunicazione alla fin fine. Quindi effettivamente mi hanno fatto vedere un qualcosa che era abbastanza ovvio, ma che ripercorrendo e parlando con qualcuno che cerca di indirizzarti e cerca di farti capire, effettivamente c'era un qualcosa che univa tutte quante queste esperienze. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che questa azienda, che per l'appunto il birrificio mi assumeva per il tirocinio e quindi ho iniziato. Nel tirocinio c'è il tutor dell'ufficio del lavoro che ti segue comunque ogni tot di tempo, comunque ti contatta e tu puoi comunque contare su quello che il tutor da parte dell'ufficio del lavoro per qualunque difficoltà possa avere durante il rapporto del lavoro, quindi è un tutor. L'altro tutor è quello invece dell'azienda che effettivamente ti formano, cioè il mio primo giorno di lavoro qui è stato andare a conoscere il mastro birraio, il birraio, a conoscere tutto diciamo l'azienda, perché poi l'azienda del birrificio è molto variegata perché va dalla produzione della birra alla parte ovviamente commerciale, quindi quello mi è piaciuto moltissimo perché è la prima volta che mi è capitato che un corso formativo fosse veramente formativo. Secondo me nel caso specifico questo tirocinio formativo nasce per formare, o almeno mi forma, ed è un qualcosa di cui sono veramente contenta. Poi nel caso mio specifico dei 40 anni ti dà veramente l'idea che magari ci riesco a inserirmi nel mondo del lavoro ed è bellissimo. Scegliere prima di tutto il percorso da fare in base a quello in cui si è più portati e quello che piace di più. Che alla fine facendo quello che ti piace, poi possa riuscire ad emergere maggiormente e riuscire a trovarlo poi il tuo posto. Il lavoro in Sardegna ci può essere, le potenzialità ce l'abbiamo, dobbiamo crederci noi. Ciao e buon lavoro!